Prego, consigliere. Sì, no, siccome non essendoci stata sta grande discussione generale, ovviamente tra i vari consiglieri, sì, l'intento era quello di interloquire con l'assessore Zilli, ma come ha detto ieri riesce a fare due cose tranquillamente in contemporanea, assessore, quindi non mi formalizzavo. Io rispetto a quanto ha replicato, prendo anche spunto e colgo con favore la sua volontà di voler aprire un dialogo anche dal punto di vista delle politiche fiscali di questa regione. Faccio notare che siamo all'ultimo assestamento di bilancio e forse avremo due possibilità di fare ulteriori manovre finanziarie, una in autunno e una a fine anno, prima della chiusura della legislatura. Io non so quante cose vi siete o avete intenzione di tenervi buone per l'ultima legge di stabilità, che poi di fatto sarà il programma elettorale anche per le regionali del 2023. Sta di fatto che molte azioni si potevano fare in questi 4 anni, molte azioni sarebbero anche state utili per prevenire le problematiche che le nostre aziende stanno avendo in questi mesi e avranno anche nei prossimi mesi. Lei stessa ha riconosciuto che tutti gli indici ci diranno che avremo un autunno cosiddetto caldo dal punto di vista anche delle crisi che ci saranno anche in questa regione in autunno per le varie situazioni emergenziali che stiamo vivendo, a cui si sono aggiunte ovviamente anche quelle legate ai cambiamenti climatici di queste ultime settimane. E sono tutte problematiche che purtroppo per anni non si sono volute governare in questa regione. Quando abbiamo fatto un'audizione e sono intervenuti i rappresentanti di Elettricità Futura, ovvero la Confindustria, delle aziende che producono energia, ci hanno lasciato delle slide. In quelle slide c'era scritto che se noi avessimo seguito tutti i piani di sviluppo delle energie rinnovabili, non solo in questa regione, ovviamente anche in questo Paese, le nostre aziende, dico probabilmente perché poi visti anche i rincari degli ultimi tempi, ma questo è quello che ci hanno detto loro, le nostre aziende non avrebbero subito alcun aumento della propria bolletta energetica. Noi, a fronte di quelle slide, corriamo dietro ad altri esponenti di Confindustria regionali che si disinteressano totalmente di quello che dicono gli esperti del settore, cioè quelli che lavorano per le energie rinnovabili, rappresentanti di Confindustria, e che vanno avanti con idee arcaiche di 40 anni fa. Io ho fatto l'esempio di cosa produce in energia un inceneritore che viene vista come la ricetta di tutti i mali, e a fronte dei 10.000 gigawattora che produciamo di energia in questa regione ogni anno, con gli impianti che abbiamo a disposizione adesso, e quindi praticamente solo con l'idroelettrico come fonte rinnovabile, cosa che in questi mesi ovviamente non stiamo neanche facendo tanto, a fronte di quei 10.000 gigawattora prodotti, un inceneritore grande come quello che abbiamo nel capoluogo regionale ne produce 100. Ora ditemi voi come possono essere gli inceneritori la risposta alle problematiche energetiche di questa regione e delle nostre aziende. Allora, se ovviamente vogliamo continuare con queste visioni che potevano andare bene 40 anni fa, forse, ma che poi si sono rilevate anche totalmente sbagliate, non vedo perché dobbiamo continuare ad andare avanti anche adesso su questa tematica. Io mi appresto solo a concludere, Assessore, dicendo che se noi avremo delle difficoltà da qui a fine anno, dovremo chiederci
se le misure che abbiamo preso con la legge di stabilità 2022 e con questo assestamento di bilancio e anche con alcune manovre multisettoriali che abbiamo fatto in questa primavera siano state efficaci o meno per dare risposte alle nostre aziende che, come diciamo tutti quanti, probabilmente andranno in crisi. Aiutare chi viene a investire nella nostra regione e a portare maggiore concorrenza non è un aiuto per le nostre imprese. Noi questo ve lo diciamo da anni, che rivedere l'IRAP non vuol dire solo incentivare i nuovi che portano concorrenza in questa regione, vuol dire evitare che le nostre aziende delocalizzino da altre parti. Ed è solo un esempio. Io, visto che il consigliere Marsiglio la mette sempre a dura prova nella doppia veste di ascolto di destra e di sinistra, ma spero che ascolti anche quelli che si definiscono altro rispetto a destra e sinistra. E ovviamente, dicevo, noi abbiamo tanti problemi in questa regione, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo anche nei quotidiani, anche di oggi. C'è un articolo dell'assessore Pizzimenti che parla espressamente delle difficoltà che abbiamo con gli autisti del trasporto pubblico locale. È una tematica che abbiamo sollevato da mesi. Quegli autisti probabilmente venerdì sciopereranno, si fermeranno, quindi noi avremo anche diciamo, un blocco di un nostro grande servizio pubblico perché ritengono di essere in pochi, specialmente in alcune società della nostra regione che gestiscono il servizio, non a caso Udine è una di queste, ma come detto noi o con questa misura dove abbiamo avuto a disposizione 1 miliardo e, come dice lei, abbiamo a disposizione come manovra 1 miliardo o comunque movimentiamo 1 miliardo di euro, vale 1 miliardo di euro. Riusciremo a risolvere i problemi di carenza di personale in Corpo Forestale Regionale, autisti del TPL, Corpo il nucleo di vigilanza ambientale nostro Noava, infermieri, medici, guardie mediche, tutte queste cose che non voglio dire che siano sempre diciamo, dovute a errori o sviste della giunta regionale, però alcune sì, alcune sono strettamente responsabilità di questa amministrazione. E allora o noi risolviamo anche quel tipo di problemi, oppure noi passeremo 4 giorni a movimentare soldi e a trovarci a dicembre 2022, dicembre 2023, dicembre 2024 a parlare delle stesse cose. Io, e chiudo Presidente, dico solo una cosa. In passato, quando ci sono state grosse disponibilità finanziarie, si è voluto intervenire anche per aiutare le nostre imprese, si sono fatte diciamo, manovre anche sui nostri fondi di rotazione. Ormai del fondo di rotazione, tranne quello agricolo, non si sente neanche più parlare. Si è fatto una scelta di taglio del debito. Qui noi siamo reduci da 2 anni in cui i debiti li abbiamo fatti. E allora abbiamo presentato anche un emendamento per dire, vabbè, ormai i debiti li abbiamo fatti, non ne facciamo più, proviamo a rinegoziare i mutui che abbiamo. Ci sono delle possibilità. Lei ci ha chiesto di fare delle proposte, noi le abbiamo fatte. Ovviamente, come sempre, nei prossimi giorni attenderemo l'esito di quelle proposte, soprattutto le risposte di questa giunta regionale a cose che non sono di parte, ma sono utili alla nostra comunità. Grazie Presidente.